Io lo vedevo sempre con il papà, appunto non più tardi di sabato sera, e ieri sera venendo in Duomo, perché sono venuto alle 9:30 ieri sera a portare una cosa, l'ho incontrato proprio in via Dante che parlava però a quel punto ancora tranquillamente al telefono, poi ho capito che stava cercando di mettersi in contatto con la mamma e col bambino e senza riuscirci perché chiaramente era già successo quello che ora sappiamo tutti, insomma, no? Beh, chiamarla famiglia è un po' azzardato, ecco, no? C'è sicuramente dei legami, però da tanto tempo deteriorati e segnati da una profonda fragilità, ecco, sicuramente un po' da tutte le parti. La mamma sicuramente l'ho conosciuta, l'ho vista tante volte, veniva da me in ufficio tante volte a chiedermi un aiuto per il lavoro, per l'abitazione, rendendosi benissimo conto che non era quello il problema, ecco, no? C'era bisogno di un aiuto dal punto di vista di accompagnamento più che psicologico, ecco, di una grande fragilità interiore e mentale. E, il papà anche lo conosco chiaramente, un grande affetto verso il bambino chiaramente, non più tardi di sabato sera era una messa al santuario di Muggiavecchia, li ho visti, perché il bambino frequentava il catechismo nella scuola slovena, dove andava anche a scuola, si preparava quindi alla prima comunione. Un bambino dolcissimo, sereno, anche direi forse forgiato dalla sofferenza di questa situazione familiare così difficile e sicuramente sovrastimata per le sue capacità di bambino di viverle, ecco, no? Per cui che riposi in pace questo bimbo, questo angelo. Noi risponderemo come comunità cristiana con una veglia di preghiera, adesso sarà un po' da capire quando e come. Sicuramente una situazione attenzionata, ecco, no? Che ora colpisce al cuore la nostra comunità, sia perché riguarda un bambino ucciso dalla mamma, che è una cosa che non esiste. Ci sono due vite dietro a questo, c'è la vita di questo bambino che ora se la vede, vede il volto di Dio, ecco, no? Quindi se ne occupa il Signore ed è nelle mani più opportune. C'è la vita di questo papà che è completamente frantumata, distrutta, alla quale bisognerà provvedere, e c'è la vita di questa donna anche, che al di là di tutte le questioni giudiziarie che ci sono, è una persona e va curata.